Anziani e coronavirus. È la terza età quella maggiormente a rischio se contagiata dal virus cinese, ma i nostri nonni non sembrano barricarsi in casa, anzi, confidano molto sulla sanità veneta. Gli anziani sono fiduciosi, anche increduli, ma comunque sono abbastanza fiduciosi. La conferma arriva dal GAT, Gruppo Anziani Treviso, l'associazione più importante per la terza età in città. Questa è la storica sede di Via Calabria, di sabato normalmente affollata, oggi come si vede vuota. Noi abbiamo chiuso appena ci è stato comunicato dal comune. Abbiamo però garantito il collegamento telefonico, nel senso che sia al numero del GAT che anche al mio personale, chi telefona avrà una risposta. Oggi per esempio mi hanno chiesto se domenica si riapre, ho detto che non sarà possibile, però confidiamo, il direttivo sta lavorando in questo senso, domenica prossima, che sarebbe l'8 marzo, di fare una grande festa. Ulteriore conferma della voglia di normalità anche per gli anziani, che secondo la Presidente però non hanno ancora ben chiaro cosa stia capitando. Direi di no. Assolutamente no, loro fanno riferimento al loro medico, ai parenti, questo sì, ecco, temono di essere lasciati soli, ma questo però è un sentire comune di ogni giorno degli anziani, cioè noi dovremmo fare in modo che gli anziani avessero, dico io sempre, un numero telefonico da fare e un collegamento sicuro. E questo è il timore che continuerà anche quando, secondo l'esperienza dei più vecchi, il coronavirus non farà più paura. Oggi bevevo il caffè con un amico che lavorava al laboratorio di igiene e profilassi della provincia, per tornare un attimo indietro nella storia, mi ha detto che era già noto nell'86. E dice poi dopo adesso verrà caldo, Ivonne, tranquillizzati perché col caldo lui non si fa più vivo.